pedalando per il lago da Torbole a Nago. È pochissimo da Torbole a Nago. Pedali poco, però la rima c'è. Ciao a tutti, bentornati sul canale. Finalmente riusciamo a pubblicare di nuovo qualcosa perché siamo stati impegnatissimi. Ci troviamo a Malcesine sul lago di Garda, una delle mie località preferite perché veramente è circondata da una natura strepitosa. Abbiamo il Monte Baldo a est di Malcesina con tutti gli olivi, mentre a ovest abbiamo un bellissimo lago e le sue spiagge. Una location direi da urlo. Perché siamo qui? Siamo qui per fare una pista ciclabile bellissima, forse sarà una delle più belle d'Europa. E dico sarà perché? Perché devono ancora finire di costruirla. Hanno fatto solamente pochi tratti, di cui uno è veramente strepitoso, ed fa parte del progetto di Garda by Bike. E quindi noi questa volta andiamo in bicicletta. Ci prepariamo subito perché partiamo per fare il primo tratto. Ecco, prima di tutto volevo dire una cosa. Ho trovato un posticino strepitoso. Sì. Infatti la nostra base sarà proprio a Malcesina, all'Hotel Europa. Siamo arrivati in un posto spettacolare. Guardate quel ponticello. Wow, con le luci. No, è troppo bello. Ma la figata qual è? La figata qual è? È che siamo qui, abbiamo parcheggiato e questo è il nostro hotel. Già. Mannaggia, La nostra che camera bellezza. con vista lago. Qui abbiamo la nostra camera vista lago, quindi domani sarà bellissimo svegliarsi davanti a questo incanto. Dio che ragazzi, è un sogno qui. Mamma che meraviglia. Beh, è anche un Da posto urlo. tattico per andare in bicicletta perché è proprio a ridosso della pista ciclabile, quindi voi potete organizzarvi, nel senso portare la vostra bicicletta, oppure qua trovate molti noleggi e partite direttamente dall'hotel perché uscite dal garage e avete la pista ciclabile che praticamente è qua davanti, è questa qua. Adesso partiamo però. Vai. Andiamo a vederne bene. Sì, anche iniziamo a perché pedalare. si buttano giù col parapendio. Vai. C'ho il freno che fischia un po'. Lo sento, sì. Fischi perché non ti uso da tanto, eh? Rigodiamola bene. No. Bellissimo, raga. Aria fresca, niente Pedalando a caldo. vuoto. È la prima volta in vita mia che pedalo sul lago. Anch'io. Un lago in generale, il lago di Garda. Andiamo a vedere il parapendio che è a terra. Che figata, ragazzi. Prima o poi lo facciamo, vero Susi? Lo facciamo in coppia però. Sì. Cioè, te con E come te la capita con l'atterraggio? Male. Allora la vedo disastrosa. Io me la cavo male già in volo, a dire la verità. Noi questo l'abbiamo visto, no? Sì, noi siamo andati sul Monte Baldo, che è là. Loro si buttano giù, è una cosa fantastica. E abbiamo visto quando partono, è stato bello oggi vedere l'atterraggio. Abbiamo trovato la pista dove atterrano tutti. Mamma che foto qua, è meraviglioso. È magico, no? Poi iniziamo a vedere i colori dell'autunno. Là c'è il tuo salice, Susi, foto. Andiamo? Sì, eh. Hanno fatto un accenno di omino. Allora, ogni volta che passavo di qui dicevo Andrea, dobbiamo fermarci perché mi piace tantissimo quel salice. Infatti è una meraviglia, proprio così sulla sponda del lago, è meraviglioso, soprattutto così alle luci del tramonto. È una cosa fantastica. Proseguiamo? Vieni bella, dai monti al lago. Per l'occasione anche tutte belle lavate, erano piene di fango e di terra. Andiamo giù di qua.
e pedalando tocchiamo ben 3 regioni. Partiamo dal Veneto, poi dopo il Trentino e poi la Lombardia. Non è che pedaliamo tanto, che sono tutte attaccate praticamente, perché questa è una passeggiata e salute. Addirittura ci faremo traghettare, quindi vedete voi. Sì, ci facciamo anche traghettare. Infatti siamo venuti proprio... Ah, gli occhiali! Aspetta, ferma. Tieni. No problem, sono gli occhiali da battaglia. Non mi porta... Non ho mai occhiali buoni, ho tutti occhiali da 10 euro, per cui... Caduti 1000 volte. Ma dovremmo essere ormai alla fine Guarda del che percorso tramonto di oggi, quindi praticamente finiamo il percorso e ci godiamo gli ultimi raggi. Il sole è già tramontato. Il sole è già raggiato. Sì. Il sole ha già raggiato e irraggiabile. Un po' di luce c'è. Ha già irraggiato per oggi. Sole, ci vediamo domani. Che bello. Oh, cos'era? Ho perso una roba anche... No, no, era un tappo. Perdiamo tutto. Com'è che perdiamo i pezzi, Susi? Non lo so. Che segno è quando perdiamo i pezzi? È un brutto segno. È un brutto segno, sai, amore mio. No, no, io non perdo i pezzi, io perdo gli occhiali. Io perdo gli accessori. Dai. Ecco, fa ufficialmente freddo. Porca vacca, adesso mi metto il maglioncino io. Maglioncino e via. Essere arrivati. La Susi ha detto che andiamo verso i venti. Vuoi spiegare perché ai nostri amici che ci seguono da casa? No, nel senso che andiamo verso la zona di Torbole e Riva del Garda, che è famosa per i venti forti. Infatti fanno tantissimo windsurf lì. Bello. È la terra del windsurf, meglio il lago del windsurf. Infatti cambia la corrente, non so se si vede, ma occhio nudo si vede bene, guarda. Guarda come cambia. Chissà se si vede. Non credo. No? Si ferma lì. Che bello. Beh, è bello andare in bici così in riva al mare. Sì, a botta. Lo sapevo, lo dicevo. Sì, anch'io lo sapevo. No, è bellissimo andare in bici in riva al lago. E sai, sempre acqua, Sì. Una dolce e una salata, vabbè, che problemi ci sono. Monta in piedi sulla panchina. Che posto. Vai Bella via. Vai via. Siamo arrivati a Navene, ci è voluto tantissimo, siamo stanchi morti. Che una sudata. Infatti tra un po' metto il maglione da qua. Domani c'è il clou. Adesso andiamo, lo vedete, facciamo un aperitivo bello là sul lago, ma domani c'è il clou perché traghettiamo le bici, andiamo sulla sponda opposta e andiamo a vedere un'opera di ingegneria fantastica. E questa è veramente una pista bella. È una pista bellissima, quindi dal Veneto ci trasferiamo in Lombardia e poi faremo un ultimo trasferimento in Trentino. Qua si vede benissimo Malcesine. Il castello. Il castello Scaviltiro di Malcesine. Dai, che vista, io ancora non ci credo neanche. Scusate, stavolta è veramente troppo. Siamo in estasi. Altra cosa bellissima, il servizio fondamentale. Questo è il garage. Qua c'è la nostra macchina e le bici hanno il loro posto sicuro, quindi un garage privato per le bici che si apre con le chiavi della camera, una bella cosa questa. Abbiamo iniziato la giornata con una bellissima traghettata fino a Limone, quindi adesso ci troviamo in Lombardia. Limone è famosa per la coltivazione degli agrumi, soprattutto i limoni, tanto che alcuni dicono che il nome derivi dal limone. In realtà si dice che limone derivi dal latino limen, che significa confine, infatti qua siamo in terra di confine tra Lombardia e Trentino. Una cosa caratteristica che notiamo subito sono queste colonne adagiate alla pietra, che non si vedono nella parte veronese. Questa perché di solito, normalmente servono a proteggere i limoni dai venti gelidi, e qui sappiamo di venti ce ne sono anche parecchi, non per niente è la terra dei surfisti.
adesso partiamo per la nostra pedalata perché vi portiamo a vedere un posto speciale. Vai! Che angoletti belli, ogni 100 metri ci fermiamo. Guarda che bel ristorantino questo. Bellissimo, avevo bisogno di gonfiare la bici, ho chiesto in giro e poi mi sono imbattuto in questa colonnina attrezzata. Guardate che bella. Ha tutto, anche un kit di cacciaviti, chiavi e la pompetta per gonfiare, quindi siamo a posto. È bello che hanno detto che ce ne sono parecchie lungo la ciclabile. Sì, ce ne sono anche lungo la ciclabile, però poi l'abbiamo trovata qua in piazza, quindi dai, siamo a posto. Si sale sul lato di là, è piana, qua gran premio della montagna. Susi, sofferente? Sì. Non te l'aspettavi così? No. È un bel muretto. Sì. Ragazzi, siamo per arrivare alla passerella sospesa su Limone, pista ciclabile più innovativa d'Europa. Guardate che bella! Incredibile! Oh, oh. Wow! Senti che bello! Guarda che bello qua! Che passaggi, ragazzi, uno spettacolo! Centro di Limone, molto bello, piccolo, pieno di fiori, pieno di colori. Ehi, ricarichiamo le batterie con un bel gelato. Il gelato sul lago del Garda è il must. Buonissimo, aspettando il traghetto. Guardate che vista che abbiamo davanti. Com'è? Buonissimo. Io ho preso un cono a 3 gusti, cioccolato, amarena e amaretto. E buon appetito. Adesso ci traghettiamo fino a Malcesine. Oh yes. Costo per trasporto bici 7,60 €, 2 bici. E persone 13 €, quindi totale 20,60 €, per 2 volte 40 €. Vi voglio far vedere un posticino dove abbiamo mangiato da Dio ieri, eccolo qua, Casa Italia. Se volete mangiare il pesce buono di lago dovete venire assolutamente qui. A Malcesine andiamo in passeggiata, ce la godiamo, passeggiando con le bici in mano, perché la vista così. Sì. Beh, Con le bici in mano, bellissimo. Vedi, ci sono anche i scalini. Vedi che bella che è? Sì, è bellissimo. Guarda quale. Guarda come mi piaceva tanto ieri. Guarda che angolino. Ci sono degli angoletti bellissimi. Via Cerche. Chi cerche treva. Sei salita? Oh yes. Wow. Sprint.
Bella pedalata stamani, eh? Sì, bellissima. Mi mette un'allegria pedalare qua. Colgono le olive. E qua siamo a Nago, Torbole e adesso andiamo verso Riva del Garda sulla pista ciclabile. Tempo fa ci abbiamo fatto un bel video qua durante il raduno Goldwyn in questi posti. Sì, molto belli. Siamo andati a vedere le marmitte dei giganti. Bello anche quel posto. Sì, vi metto il video e il link poi- in sovraimpressione. E non solo, qua vicino c'è anche il lago di Tendon che è meraviglioso. Esatto, che è sempre nella finale del video là, che vi metto sopra da qualche parte. Da qualche parte. Guardate il regno dei surfisti. Veramente. Meraviglioso. Oh, però la Beh, prossima c'è la volta scuola. potremo provare anche questo. C'è la scuola, qua ti insegnano. Appunto, dico, potremo provare la prossima volta a fare anche un po' di surf. Guarda che bellezza. Preso? No, niente. Quello mi piacerebbe farlo a me sulla tavola. Sulla tavola? Quello che si sta in equilibrio in piedi. Allora, Come si chiama quello sport dove si sta in piedi sulla tavola? Lo dite sui commenti, io non lo so. E poi vado a cercarlo su Google comunque. Quello mi piacerebbe provarlo, che non sembra proprio difficilissimo, quindi adatto anche a un brocco come me magari. Guardate, bella la Susanna controsole. io volevo dire che il lago di Garda è una vera e propria palestra a cielo aperto, infatti qua si possono fare tutti i tipi di sport, dalla bicicletta al trekking, chi ama il lago, La vela. fa diving, fa vela, fa windsurf, poi c'è la possibilità di fare parapendio, free climbing e una cosa carina che fanno su Monte Baldo è anche il trekking con gli asini. Dai, Sì. comunque su questa parte, a essere sinceri, pedalare respirando lo smog non è che mi piaccia tantissimissimo, però è bello avere il lago di qua, bellissimo, le macchine di qua un pochino meno. Speriamo che non duri tanto questa parte. Galleria bella, ecco qua ci dividiamo. Qui galleria bella. Wow, bello. Che bel giardino. Hai visto? Wow. Super una battuta. Grande. Ma questa pista, scontri frontali qua tra ciclisti. C'è un cane entrato in acqua. C'è un cane entrato in acqua. Che bello, gli tirano i sassi in acqua, ragazzi. Mooi helder, hè? Guarda che bello. Guardate che meraviglia che abbiamo trovato qua. Wow, che spettacolo. Bellissimo. Stupendo. È stato di un hotel antico. Museo Alto Garda. Riva del Garda, con la stella alpina. Quanti ricordi? Anche qua ci abbiamo fatto un evento di auto d'epoca, c'era l'arrivo, tipo 6-7 anni fa. Bellissimo. Veramente grande. Che roba? Sì. Ci troviamo adesso
alla casa del Dazio, che è molto carina. Vedete tutti questi fiori, questa non era altro che la dogana austriaca all'epoca, perché anche Torbole era luogo di confine. Ho studiato di mettere la Insta360 come un'antenna sullo zaino. Vediamo cosa è venuto fuori, ma penso che sia venuta roba bella perché... Grazie del martello! Ho già fatto un esperimento per Feel Good, erano venute molto simpatiche. Quindi vediamo un po'.